argomento, perché poi abbiamo parlato tanto di Inter, ma c'è anche un altro mercato che si sta muovendo e che si è mosso moltissimo, e parliamo del mercato del Napoli, che è iniziato con il botto e poi ha trovato magari qualche difficoltà proprio per quanto riguarda la questione attaccante. Abbiamo spiegato insomma a lungo tutta la trattativa legata a Darwin Núñez, come sono cambiate le cose, ma in questo momento dobbiamo parlare anche di una trattativa in pratica sfumata, che è quella legata a Ndoye. Nel frattempo tutta la dirigenza del Napoli, compreso Antonio Conte, si trovano ad Ischia e nella mischia. nella mischia, anche nella baraonda, diciamo così, del mercato, e ovviamente si lavora anche alle trattative legate al calciomercato. Anche sul tema Napoli abbiamo preparato un servizio, un focus di approfondimento, quindi cerchiamo di mettere in chiaro alcune cose relative all'attaccante e attenzione anche alla questione esterno, perché anche su quel fronte si stanno muovendo diverse cose e ci sono alcuni nomi sui quali dobbiamo fare chiarezza. Ascoltate. La nuova settima freccia nell'arco di Antonio Conte non sarà Ndoye. L'attaccante del Bologna passerà in Premier League. È fatta infatti tra i Felsinei e il Nottingham Forest per un trasferimento a titolo definitivo da oltre 40 milioni più bonus, una cifra a cui gli azzurri non si sono mai realmente avvicinati, fermandosi alla proposta da 35 più 5, una cifra che mai ha convinto il Bologna a cedere il giocatore. Ecco quindi che il futuro di Ndoye sarà lontano dall'Italia, con De Laurentiis che per la prima volta dopo un mercato perfetto si trova costretto a cambiare obiettivo. Da Ndoye a Raheem Sterling, gli azzurri guardano adesso in Premier League. L'esterno inglese, che ha disputato l'ultima stagione in prestito all'Arsenal, è tornato al Chelsea e non è nei piani di Enzo Maresca ed è quindi in uscita, con il Napoli e Conte che l'avevano messo nel mirino come piano B e potrebbero ora tentare l'assalto che gli azzurri daranno anche al terzino del Siviglia Juanlu Sanchez, un profilo che piace e che potrebbe essere perfetto per integrare una rosa che punta ad essere competitiva anche nella prossima Champions League, per un Napoli che dopo i primi 6 colpi non vuole fermarsi per arricchire con nuove figurine l'album azzurro di Antonio Conte. Bisogna insomma, ecco, qui abbiamo De Laurentiis, Mann e Antonio Conte impegnati su questo tavolo a giocare a carte, e le carte insomma adesso sono un attimo da rimettere a posto dopo che è sfumata la trattativa legata a Ndoye, una trattativa tra l'altro di cui abbiamo parlato tantissimo, ma già qualche giorno fa il Napoli si era fermato a livello proprio di offerte per il Bologna, fermato alla cifra di 40 milioni e aveva già deciso di non andare oltre, motivo per il quale poi sfuma la trattativa e si concretizza invece con il Nottingham Forest per Ndoye, esatto, sì, relativa a Ndoye, ed è un Napoli che però adesso, sfumata quella trattativa, magari non si dispera, però deve un attimo cercare di far chiarezza. Ha scoperto le carte? Le ha dovuto scoprire. Beh, Raheem Sterling è sicuramente un profilo su cui si può contare, tanto, lo ha detto, l'abbiamo ascoltato Carlo Pozzoli nel contributo, l'importanza di poter acquisire le prestazioni di un giocatore che non rientra nei piani del proprio allenatore. Raheem Sterling è tornato dal prestito all'Arsenal e non rientra nei piani di Enzo Maresca. Chelsea fresco vincitore del mondiale per club e in generale protagonista di una buona stagione tra Premier League e competizioni internazionali, dove ha vinto anche la Conference League, vuole rimanere e vuole mantenere lo stesso schema dal punto di vista tattico, dal punto di vista tecnico, e Raheem Sterling non sembra in questo momento rientrare nei piani dell'allenatore. E quindi ecco che è una potenziale cessione, parliamo comunque di un giocatore di 30 anni, non è a fine carriera, può ancora dare tanto, il Napoli potrebbe acquisirne le prestazioni per schierarlo in una zona del campo, vedi per esempio la fascia di destra o comunque la zona in alto a destra per capirci, dove può fare particolarmente bene. Ne parlavo, se non mi sbaglio, sabato mattina con Francesco Letizia qui in trasmissione, stavamo parlando un pochino di quelli che possono essere i potenziali protagonisti del reparto offensivo del Napoli. C'è Lukaku, c'è Lucca, di là ci sono Neres e Lang, a destra ci sono Politano e punto di domanda. Si parlava di Ndoye, a questo punto non sarà Ndoye, potrebbe essere Raheem Sterling, che andrebbe ad occupare una zona del campo a lui decisamente familiare, perché è schierato in quella posizione e ha giocato lì anche al Manchester City, dove l'abbiamo visto principalmente. Chiaro è anche al Liverpool, chiaro è che può fare particolarmente bene. Sì, diciamo che potrebbe essere davvero un'opzione per il Napoli, anche se i nomi che vengono fatti
sono tanti. Si era parlato anche di Nusa, classe 2005 dell'Ipsia, anche se non ci sono dei nuovissimi aggiornamenti proprio per quanto riguarda una trattativa magari in stato avanzato, che non è ovviamente in stato avanzato proprio con il Lipsia. Abbiamo già detto di Sterling, anche se tanti giornali anche nella giornata di oggi facevano il titolone su Grealish, cioè di nomi ce ne sarebbero poi tanti. E poi ti aggiungo, verosimilmente rimane anche sempre nell'orbita il nome di Federico Chiesa, forse non se n'è mai andato. Li porta tutti i KDB dalla Premier League, Kevin De Bruyne, esatto, sono tutti giocatori della Premier League o comunque freschi giocatori della Oggi il Premier giornale League. scriveva la Premier dà, la Premier toglie, perché poi effettivamente sfuma da una parte una trattativa, però magari potrebbe arricchire dall'altra parte con un'altra opzione. Sì, con Doi che va al Nottingham Forest, è già arrivato Kevin De Bruyne, potrebbe arrivare Raheem Sterling, c'è anche il nome di Jack Grealish, hai fatto benissimo a sottolinearlo, che siamo stati abituati a vedere soprattutto nell'ultima stagione a sinistra, però quello poco cambia, sinceramente, secondo me. Jack Grealish è un giocatore incredibile dal punto di vista tecnico, può, schierato in entrambe le posizioni, dire la sua senza problemi. È chiaro che bisogna prendere in considerazione tutte quelle che possono essere le variabili del mercato. Il Napoli ha fatto benissimo fino a questo momento, quindi sul mercato chiaramente, in questa sessione estiva, ma anche chiaramente scontato sul campo. Aurelio De Laurentiis e il suo staff, quindi Manna nello specifico, possono prendere questa decisione con calma, possono ponderare le scelte, perché effettivamente i giocatori che dovevano arrivare di fondamentale importanza sono arrivati tutti tranne uno, quello che andrebbe effettivamente a completare il reparto offensivo. Per il resto ci sono quello tutti. Cercava Occhio, molto sì, Conte. al difensore, qui abbiamo Juan Sanchez, il difensore del Siviglia, che potrebbe andare ad arricchire chiaramente il pacchetto arretrato in un reparto dove effettivamente Antonio Conte non vuole più assistere a ciò che ha visto l'anno scorso. Si è fatto male Buongiorno, in campo ci va Juan Jesus, se bisogna fare un cambio Antonio Conte si gira in panchina e trova il vuoto totale, seggiolino vuoto, e quindi chiaramente un altro profilo dopo l'arrivo di Sam Beukema può essere importante proprio per arricchire la rosa. Lo diceva prima anche Carlo Pozzoli, lo abbiamo ascoltato nel contributo, quest'anno le competizioni sono 3, quindi Beukema, quindi Rachmani, quindi Juan Jesus, quindi Buongiorno, quindi potrebbe aiutare anche l'arrivo di un profilo che chiaramente rimarrebbe in seconda Marianucci, ti hanno linea. ricordato? Sì, certo, anche Marianucci, grazie mille dalla regia, che è arrivato da poco. Anche Juan Sanchez potrebbe essere utile sotto questo punto di vista. Senti, ti faccio un altro nome, perché poi di nomi ne abbiamo fatti tanti, però scusate, le ipotesi di mercato sono parecchie in questo caso, perché abbiamo citato Sterling, sempre per la questione esterni, abbiamo citato Sterling, abbiamo citato Grealish, abbiamo parlato magari anche di Chiesa, che nel taccuino di Conte, poi perché piace parecchio a Conte da diverso tempo, non se n'è mai andato, Federico Chiesa. Però c'è anche un altro nome che piace, stuzzica particolarmente il Napoli, però è un nome complicato, è un nome che ci fa Alfredo Pedullà anche nella serata di ieri, ed è di Mattia Zaccagni, che se contestualmente potrebbe risultare un'operazione abbastanza complicata, dato che sappiamo della situazione complicata della Lazio a livello economico, una Lazio che non può fare mercato, e lo sappiamo, ma una Lazio che non può fare mercato si può permettere di cedere il capitano Mattia Zaccagni, uno dei giocatori più importanti che ha in rosa? Mi pare abbastanza difficile, no? A me viene da sorridere che sta facendo tantissimi nomi il Napoli. Secondo me Giovanni Manna ha preso il computer o il telefonino e ha scritto esterni sinistri o destri forti Europa. E sono uscita una lista di nomi e sta sondando il Napoli, e fa bene a farlo secondo me, perché ha la possibilità dal punto di vista economica, scusa. Zaccagni è chiaramente un giocatore forte, l'ha fatto vedere nella scorsa stagione, sia a Verona che a Roma con la maglia della Lazio ha dimostrato e sta dimostrando quanto effettivamente può fare, è il capitano, è il numero 10, Baroni nella passata stagione gli ha dato tanta fiducia che lui ha ricambiato. Perché c'è stato di mezzo un infortunio, ma quando ha chiamato in causa Mattia Zaccagni ha sempre risposto presente, conosce benissimo il nostro campionato, quindi non dico che potrebbe essere la soluzione migliore, però una delle migliori sicuramente in questo momento. Parliamo di un classe 95, anche qui 30 anni di giocatore, però è chiaro che è comunque un profilo che può fare particolarmente
particolarmente bene. Chiaro è che deve essere messo nelle condizioni giuste per poterlo fare. Mattia Zaccagni ha sempre dimostrato di aver bisogno di continuità per poter rendere al meglio. Ce l'ha avuta a Verona, ce l'ha avuta alla Lazio, ora dovrebbe avercela anche al Napoli, dove penso che potrebbe essere un pochino più difficile, visto il dualismo che potrebbe esserci con Politano, o comunque il ballottaggio che potrebbe esserci sempre in maniera costante con Politano. Mi rifaccio anche al nome che mi facevi prima, che mi è passato di mente e che non sono riuscito ad andare ad analizzare, che è quello di Federico Chiesa. Anche Federico Chiesa, secondo me, potrebbe essere un profilo sicuramente importante, perché sotto la guida di Antonio Conte tutti i giocatori tecnicamente forti ma che si stanno un po' perdendo tornano a colpire e a dire la loro in maniera Tra l'altro positiva. ci dovrebbe essere una svolta anche in Casalecce. Tifosi del Napoli, ci siamo. Il mercato entra nel vivo e segna l'inizio di una rivoluzione vera. Dopo settimane di trattative, voci e silenzi, ora arrivano decisioni pesanti che cambieranno il volto della nostra squadra. Il Napoli saluta due pedine importanti, con operazioni che non sono solo economiche, ma rivelano la direzione netta presa dal club. Conte ha idee chiare e la società lo segue. Via chi non è funzionale, spazio a chi ha fame e può incarnare il nuovo spirito azzurro. In questa fase ogni scelta pesa, anche le esclusioni dal ritiro o i ruoli ridimensionati raccontano tanto. Il gruppo si sta modellando secondo la visione del mister e il ritiro di Castel di Sangro sarà il primo vero banco di prova. Il Napoli non vuole vivere di ricordi, ma costruire subito un'identità nuova, competitiva, aggressiva. Restate con me. Ora parliamo di due operazioni in uscita che stanno cambiando il destino della squadra. Victor Osimhen è pronto a lasciare il Napoli. Dopo settimane di incertezze, trattative avviate e poi sospese, offerte arabe rifiutate e voci da mezza Europa, siamo finalmente al capitolo finale della saga. Nelle prossime ore, salvo clamorosi colpi di scena, il bomber nigeriano volerà a Istanbul per vestire la maglia del Galatasaray. Un trasferimento che ha tenuto banco per tutta l'estate e che ora è prossimo alla sua conclusione definitiva. L'accordo tra le parti è stato trovato, il calciatore ha accettato la destinazione e anche il Napoli ha dato il suo benestare. Secondo quanto riportato dal giornalista ed esperto di mercato Matteo Moretto, il trasferimento di Osimhen al Galatasaray non è più in discussione. Il giocatore ha rifiutato con fermezza tutte le proposte provenienti dall'Arabia Saudita, nonostante gli ingaggi milionari che gli erano stati proposti. La sua volontà è sempre stata quella di rimettersi in gioco in un contesto competitivo europeo e il Galatasaray, dove ha già lasciato il segno in passato, rappresenta la scelta ideale. Lo stesso club turco ha costruito attorno a lui un progetto ambizioso, in grado di metterlo al centro di un attacco che punta a dominare in patria e a dire la sua anche in Europa. Il trasferimento, come svelato da Moretto, sarà perfezionato nelle prossime ore. Victor Osimhen è atteso a Istanbul, dove svolgerà le visite mediche giovedì. L'intenzione del Galatasaray è quella di presentare il nuovo attaccante in occasione del big match di campionato contro la Lazio, una sfida che promette spettacolo dentro e fuori dal campo. Una presentazione in grande stile per un colpo di mercato di livello assoluto, che infiammerà i tifosi giallorossi e chiuderà definitivamente una delle vicende più discusse del mercato estivo. Il Napoli, da parte sua, ha scelto di voltare pagina. La cessione di Osimhen rappresenta una svolta epocale per il club, che ora potrà reinvestire le risorse su altri profili più funzionali al nuovo progetto targato Antonio Conte. Il tecnico salentino, infatti, ha già indicato le sue priorità: una squadra solida, organizzata, con esterni di gamba e un attacco dinamico. Osimhen, pur essendo stato fondamentale per lo scudetto, non rientrava più nei piani a lungo termine del club, anche per via del suo ingaggio e della clausola rescissoria. Ma le novità non finiscono qui, perché nel frattempo si sta concretizzando un'altra operazione in uscita. Il Napoli ha ricevuto un'offerta ufficiale dall'Arabia Saudita per Jens Cajuste. Il centrocampista svedese, arrivato la scorsa estate dallo Stade Reims, non ha mai realmente convinto né la tifoseria né lo staff tecnico. Poco spazio, prestazioni altalenanti e una certa difficoltà ad adattarsi al ritmo e alle richieste del calcio italiano hanno spinto il club a considerare seriamente la sua partenza. Il Neom, club della Saudi Pro League, ha presentato al Napoli un'offerta concreta per Cajuste, prestito oneroso da 2 milioni di euro con diritto di riscatto fissato a 7 milioni. Una formula che soddisfa entrambe le società, considerando anche il fatto che il calciatore non è stato nemmeno convocato per il ritiro di Di Maro.
segnale evidente di come fosse ormai fuori dai piani di Conte. L'accordo tra le parti è vicino e, salvo intoppi, Cagiuste inizierà una nuova avventura nel calcio arabo già nei prossimi giorni. L'operazione, se chiusa, permetterà al Napoli di alleggerire il monte ingaggi e liberare un posto a centrocampo per un profilo più adatto al gioco di Conte, che ha bisogno di elementi dinamici, aggressivi e capaci di gestire sia la fase offensiva che quella difensiva. Cagiuste, al contrario, ha mostrato limiti evidenti in fase di interdizione e una certa lentezza nel pensiero tattico, inadatta al pressing organizzato e alla verticalizzazione immediata richiesta dal tecnico pugliese. Parallelamente alla cessione di Cagiuste si registra anche un sondaggio concreto per un altro giocatore azzurro, Walid Cheddira. L'attaccante marocchino, reduce da una stagione in prestito al Frosinone, è finito nel mirino del Verona. Secondo quanto riportato da Sky Sport, ci sono stati contatti tra le due società e non è escluso che nei prossimi giorni si possa definire un accordo, magari sulla base di un prestito con diritto di riscatto. Khedira rappresenta un profilo interessante per squadre di medio-bassa classifica, grazie alla sua velocità, alla capacità di attaccare la profondità e alla voglia di mettersi in mostra. Tuttavia, nel Napoli attuale, con la concorrenza in attacco che si fa sempre più alta, il suo spazio sarebbe stato ridotto al minimo. Anche in questo caso, quindi, si cerca una sistemazione che possa valorizzare il giocatore e allo stesso tempo alleggerire la rosa a disposizione di Conte. In sostanza, il Napoli è nel pieno di una rivoluzione tecnica e tattica. La cessione di Osimhen segna un prima e un dopo nella storia recente del club. Via anche Cagiuste e probabilmente Cheddira. La rosa azzurra si sta progressivamente modellando secondo la visione di Antonio Conte. Il tecnico vuole costruire un gruppo affamato, intenso e soprattutto funzionale alle sue idee. Un gruppo che non viva più di rendita sui fasti dello scudetto, ma che abbia fame di riconquistare la vetta. Tutto questo mentre si prepara il secondo ritiro estivo a Castel di Sangro, dove Conte intensificherà il lavoro sul campo, testerà nuovi moduli e inizierà a definire gerarchie e titolari. Il tempo stringe, il campionato si avvicina, ma il Napoli vuole farsi trovare pronto, dentro e fuori dal campo. Anche perché, dopo l'addio di Osimhen, arriveranno rinforzi importanti, con l'obiettivo di consegnare a Conte una squadra in grado di competere subito su 3 fronti. La nuova era è cominciata e in casa Napoli non c'è spazio per nostalgie. Il passato recente è stato glorioso, ma ora è tempo di guardare avanti, con ambizione, determinazione e, come sempre, passione. Passiamo ora a parlare degli aggiornamenti sulle amichevoli del Napoli. Il Napoli è pronto a ripartire per Castel di Sangro, seconda fase della preparazione estiva dopo il ritiro a Di Maro. Se in Trentino il lavoro si è focalizzato su condizione atletica e coesione del gruppo, in Abruzzo si entrerà nel vivo della parte tattica, con 5 test tra amichevoli ufficiali e allenamenti congiunti, fondamentali per valutare i progressi del nuovo corso targato Antonio Conte. Il primo appuntamento è il 3 agosto alle ore 19:00 contro il Brest, squadra francese già avanti nella preparazione. Il giorno dopo, il 4 agosto, doppia seduta per gli azzurri, con allenamento congiunto al mattino contro la Casertana. Il 9 agosto alle 19:00 andrà in scena Napoli-Girona. Sarà una prova significativa per osservare i primi automatismi e soprattutto l'impatto di Kevin De Bruyne sul gioco della squadra. Il 10 agosto altra seduta congiunta, questa volta con il Sorrento. Conte continuerà a lavorare su pressing, transizioni e movimenti offensivi, tenendo alta la concentrazione in vista della stagione. A chiudere il ritiro sarà l'amichevole contro l'Olympiakos il 14 agosto alle ore 20:00, sfida che rappresenterà una sorta di prova generale prima dell'esordio in campionato contro il Sassuolo. Il ritiro sarà anche una fase cruciale per il mercato. Osimhen è vicino al Galatasaray, mentre Cagiuste è a un passo dal trasferimento al Neom con la formula del prestito oneroso più diritto di riscatto. In attesa di rinforzi, Conte valuterà ogni dettaglio tecnico e tattico. La risposta dei tifosi è già forte, grande entusiasmo attorno alla squadra, che vuole tornare protagonista in Italia e in Europa. E tutto comincia da Castel di Sangro. Il ritiro di Castel di Sangro è diventato un appuntamento fisso per il Napoli e per i tifosi azzurri, che anche quest'anno accorreranno numerosi per vedere da vicino i propri beniamini. Lo staff tecnico ha programmato le giornate con precisione. Ogni dettaglio, dalla nutrizione agli esercizi specifici, sarà seguito con rigore per permettere alla squadra di arrivare al top alla prima giornata.
Particolare attenzione sarà rivolta alla condizione di Kevin De Bruyne, che dovrà integrarsi al meglio con i nuovi compagni e adattarsi alle richieste di Conte. Anche i nuovi acquisti come Lang e Beukema verranno osservati da vicino per comprendere come possano contribuire fin da subito. Le partite previste saranno trasmesse in diretta per permettere anche a chi resta a casa di seguire passo passo la crescita della squadra. Il Napoli affronterà un percorso impegnativo ma stimolante. Oltre al campionato ci saranno Champions League, Coppa Italia e Supercoppa. Il ritiro sarà quindi l'occasione per prepararsi a un calendario fitto e a una stagione che si preannuncia piena di emozioni. I tifosi sperano che il lavoro svolto a Castel di Sangro sia il primo passo verso nuovi successi e una squadra capace di sognare in grande.